4 ordinanze restrittive tra domiciliari e obbligo di firma a carico di altrettante persone per l'ipotesi di reato di tentata estorsione e per 3 di loro anche di sequestro di persona e atti persecutori emesse dal giudice per le indagini preliminari di Vicenza. I reati sarebbero stati commessi ai danni di un promotore finanziario attivo nel Vicentino. Gli indagati, gestori di una società del settore conciario, avrebbero costretto la vittima ad aiutarli nel recuperare denaro, 500.000 euro, depositato all'estero, in Svizzera e a Porto Rico. Per ottenere l'aiuto dell'operatore finanziario, gli indagati non avrebbero esitato a trattenerlo prigioniero in casa, costringendolo anche a cambiare abitazione per sfuggire alle loro minacce, a vessarlo con telefonate minatorie. Le indagini hanno permesso alla Polizia di Stato sia di accertare rilevanti elementi indiziari nei confronti degli indagati, sia di recuperare e di porre sotto sequestro la somma di 500.000 euro in contanti e alcuni orologi di valore. L'indagine, a seguito delle perquisizioni, ha portato anche al sequestro di 25.000 euro in contanti.